Grazie alla doppietta di Capitan Gambino, l'Akragas spugna il Saraceno e si aggiudica 3 punti pesanti per la propria classifica. Dopo un primo tempo combattuto ma senza reti e all'insegna dell'equilibrio, nel secondo la gara prende un'altra piega. Inizio spumeggiante dell'Akragas con Cerra che manda fuori di poco. Al 50° punizione di Fricano, quindi siamo passati nel secondo tempo, corto per Cerra, perfetto diagonale al centro dell'area, interviene Gambino che anticipa tutti ed insacca. Il capitano potrebbe raddoppiare, ma il pallone va fuori misura. Si sveglia il Canicattì, la gara si fa sempre più elettrizzante e al 58° per un atterramento in area di Malluzzo viene concesso un calcio di rigore. Dal dischetto Angelo Caronio supera con un tiro forte centrale il portiere compagno. Sulle ali dell'entusiasmo la compagine biancorossa va vicinissima al raddoppio ancora con Angelo Caronia, ma l'attaccante mira male e butta fuori. Al 75° viene annullata una rete al Canicattì. Tutto parte da un calcio d'angolo battuto molto bene dall'onnipresente Angelo Caronia. Il pallone arriva in piena aria, pronta la deviazione in rete di Greco, ma l'arbitro, su segnalazione del guardalinee, annulla. Qualche minuto più tardi, in un'azione di rimessa, Giuseppe Gambino si presenta in area avversaria e come un avvoltoio si avventa sul pallone ed insacca la rete della vittoria. Il capitano biancazzurro festeggia così l'arrivo della figlia Beatrice, nata qualche giorno addietro. Quella con il Canicattì è stata una vittoria salutare e che permette all'Akragas di risalire in classifica generale, piazzandosi così in terza posizione, a pari punti con la Nissa e dietro le due capoliste, San Cataldese e Mazzara, che di punti ne hanno 10. Questi i risultati dell'infrasettimanale. Canicattì Akragas 1-2, Cus Palermo Marineo 3-1, Folgore Mazzara 1-4, Misilmeri Marsala 5-1, Nissa San Cataldese 1-1 giocata alle 19:30. Domenica prossima la compagine di Francesco Di Gaetano ritorna all'Esseneto per affrontare il Don Carlo Misilmeri. Ed ora le interviste di fine gara con il tecnico Francesco Di Gaetano, la presidente biancazzurra Sonia Giordano, l'attaccante Giuseppe Gambino ed il tecnico del Canicattì Pippo Romano. Sono contenta per i ragazzi, per questo risultato che ho portato a casa. Poi mi conoscete che io non sono una che esulta molto, no? Lavoriamo, andiamo avanti così che andiamo bene, insomma. Come ha visto oggi l'Akragas? Bene, abbastanza bene, diciamo che possiamo fare anche di più però sicuramente. Vabbè, intanto diciamo che la cosa principale era portare a casa i 3 punti, anche perché abbiamo iniziato le prime 2 partite con poco nel freno a mano tirato, ora stiamo smaltendo il lavoro fatto. La dimostrazione è stata domenica che abbiamo dato l'anima. Oggi dovevamo fare lo stesso a prescindere chi faceva gol, poi è normale, io essendo l'attaccante della mia squadra sono quello che dovrei finalizzare. Oggi è andata bene, come avete notato mi sono messo il pallone sotto la maglia perché sono diventato papà lunedì, quindi volevo dedicare i gol a mia figlia e alla mia compagna. Ecco, questo Canicattì te l'aspettavi così? Ah sì, perché nel senso così come, bene o male? Un Canicattì così voglioso che Assoluta... ha giocato a viso aperto? No, ma assolutamente sì, anche perché il passo falso che hanno fatto domenica non fa testo, perché anche noi abbiamo fatto passi falsi, sono partite strane, il Canicattì ha degli ottimi giocatori, ha un grande allenatore, lo sapevamo, noi siamo venuti qui con tutta l'umiltà di questo mondo perché sapevamo che per portare a casa i 3 punti dovevamo dare l'anima. Timore no, ma rispetto sì verso questo Canicattì? Assolutamente, ma rispetto, ripeto, verso tutti perché non bisogna mai abbassare la guardia, perché ogni volta che una partita si sottovaluta si rischia sempre di fare brutte figure. In più oggi, ripeto, incontravamo una grande squadra e bisognava dare il 100%. Secondo me il pareggio era un risultato equo, la partita è stata molto tirata, c'è stato molto tatticismo in campo, abbiamo preso le gol sicuramente notabilissime, pazienza, dobbiamo da domani ricominciare a lavorare, pensare alle partite che abbiamo. C'è l'amarezza perché oggi i ragazzi rispetto a Marsala hanno fatto una prestazione diversa e meritavamo sicuramente di non essere sconfitti e poi gli episodi hanno condotto il risultato in questa maniera.